Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il confronto tra esercenti e Comune di Cagliari era in programma da mesi ed in particolare dal momento del rinnovo dei vertici di Confcommercio Sud Sardegna in autunno e finalmente con l'avvio del nuovo anno si è arrivati all'analisi del nodo centro storico di Cagliari, meno residenti, più turismo e 1000 negozi in meno in 15 anni. Tema che riguarda non solo il capoluogo ma anche tutte le grandi realtà metropolitane dell'isola. I centri storici non sono musei a cielo aperto, né semplici attrazioni turistiche, ma il motore sociale ed economico delle città e il messaggio forte emerso dal convegno Centri Storici, Analisi e Futuro, organizzato da Confcommercio Sud Sardegna e Federazione Pubblici Esercizi nell'aula consiliare del Comune di Cagliari, davanti a istituzioni, associazioni di categoria ed esperti del settore. Il cuore dell'incontro è stato il report presentato da Cristiano Erriu, segretario generale delle Camere di Commercio di Cagliari e Oristano, che ha restituito una fotografia netta e per certi versi allarmante del centro storico cittadino. Negli ultimi 30 anni Cagliari ha perso circa 35.000 abitanti, con un progressivo spopolamento delle aree centrali. Parallelamente però le famiglie sono aumentate passando da circa 67.000 del 2003 a 78.000 di oggi, diventando sempre più piccole, anziane e spesso monoparentali. Un cambiamento strutturale che incide direttamente sulla domanda di commercio e servizi di prossimità. Sul fronte economico i numeri sono ancora più duri. Negli ultimi 15 anni hanno chiuso circa 1.200 imprese commerciali attive nel centro storico di Cagliari, un dato definito impressionante che riflette un trend simile anche nel resto della città metropolitana. A fronte delle chiusure si registra però una crescita selettiva, più 511 tra bar e ristoranti e più 224 imprese di alloggio, in totale 735 attività in più legate a ristorazione e ospitalità. Il risultato è una trasformazione profonda. I centri storici diventano sempre più alberghi all'aperto, con una concentrazione di B&B, takeaway e somministrazione, mentre scompaiono artigiani, mercati, fruttivendoli e negozi di quartiere. Molte nuove attività, inoltre, hanno una vita breve, aprono e chiudono rapidamente, generando instabilità e abbassando la qualità urbana. Tra le criticità evidenziate, monocultura commerciale, offerta standardizzata, insegne assenti o improvvisate, scarsa integrazione con il contesto urbano, oltre al rumore, rifiuti e conflitti crescenti con i residenti. I dati illustrati confermano che la concorrenza oggi non è più tra strade, ma tra canali di vendita. Nel 2025 l'e-commerce ha superato i 60 miliardi di euro, pari all'11% dei consumi, con l'84% delle famiglie sarde connesse a internet,
Online si acquistano soprattutto abbigliamento, 23%, ma crescono anche casa, pasti e ristorazione. A incidere sono 4 grandi fattori: acquisti digitali, accessibilità e parcheggi, concorrenza dei centri commerciali extraurbani, costi elevati e vincoli urbanistici. Un altro segnale critico riguarda l'imprenditoria. Crescono le imprese femminili, mentre quelle giovanili mostrano segnali del tutto negativi. Le imprese straniere rappresentano ormai circa 1/3 del commercio al dettaglio. Da qui la conclusione del segretario generale dell'Istituto Camerale. I centri storici non sono una cartolina, ma vere e proprie infrastrutture sociali ed economiche. Il nostro obiettivo è quello di costruire indicatori che consentono di analizzare e monitorare demografia, accessibilità, struttura commerciale e qualità urbana. Solo così le politiche pubbliche possono essere efficaci, sostenibili e di lungo periodo. La proposta è quella di un cruscotto di analisi periodica condiviso e aggiornato a supporto delle decisioni politiche. I centri storici rappresentano per noi non solo la comunità di appartenenza, perché noi siamo i tanti banconi, le vetrine, le persone che tutti quanti i giorni lavorano a stretto contatto con la nostra comunità e che sperano che i centri storici ritornino ad avere quella vitalità che un po' sentiamo perdersi nelle tante dinamiche che sono ovviamente i processi economici che si sviluppano, ma anche la difficoltà di disegnare il futuro. Oggi penso che questo think tank operativo, che parte dai centri commerciali naturali, ma che parte anche da quel sentito che tutti i giorni un po' svanisce, ma che da commerciante speriamo che con il nostro lavoro incessante possa riportare alla comunità un po' anche quella vitalità che nel commercio serve ed è utile. Quindi è importante parlarne, è importante mettere a confronto le tante esperienze che ci sono in Sardegna dei centri cittadini delle nostre città, ma anche confrontarci con altre città come per esempio oggi Firenze. Questo tutto quanto all'interno della grande associazione di categoria che è Confcommercio, che ci permette di fare questo rapporto. Uredu, lei lavora tutto l'anno per questo settore, finalmente oggi c'è questo confronto con il Comune che vi ha dato casa per un evento che dovrebbe essere le basi per un futuro ancora migliore per i centri storici. Sì, ringraziamo l'amministrazione ma soprattutto l'associazione Commercio che ci ha creato questo evento che è fondamentale per portare le istanze del commercio di prossimità che qui è in grande difficoltà e servono azioni concrete, e questo è un momento dove la discussione come assunzione di responsabilità all'interno della società imprenditoriale è fondamentale. Servono oggi azioni concrete, le chiacchiere purtroppo sono finite, dunque siamo qui per fare anche le nostre proposte e porteremo anche le proposte dei centri commerciali naturali che sono le piccole reti che nascono dal commercio di prossimità. È chiaro che il problema dei centri storici è un problema abbastanza serio, complesso, che va comunque studiato e valutato in tutte le sue particolarità. Ed è stato uno dei primi punti all'ordine del giorno che Marco Maineas ha messo nel momento in cui ha proposto la sua candidatura a Confcommercio. Certo, anche perché io sono nato nel centro storico, io sono in attività dal 1982 e lo dichiarerò anche oggi, ho avuto praticamente il piacere e anche l'onore di poter lavorare nel settore immobiliare facendo il porta a porta, proprio girando nel centro storico, in modo particolare Villanova e Castello. Un particolare del vostro progetto per il rilancio, la cosa più importante? Beh, sicuramente diversificare il tipo di attività e cercare un attimino di sostenere le nuove attività diversificando e dando anche degli ottimi contributi ai giovani e alle donne. L'imprenditorialità femminile è importantissimo sotto questo aspetto, e anche agevolazioni per l'insediamento di nuove attività. Voi tenete molto a un particolare, la sicurezza, soprattutto nelle ore notturne nel centro storico.
La sicurezza specialmente nelle ore notturne, ma poi c'è da dire una cosa, purtroppo vediamo quotidianamente il chiudersi di attività commerciali e quindi viene a mancare quel controllo del territorio legato proprio alle attività commerciali. Quello che chiediamo in modo particolare è la sicurezza, ma per tutti, sia per i cittadini che vivono stabilmente i centri storici, sia anche per chi vuole avvicinarsi al centro storico per le svariate attività commerciali. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dal convegno, per riassumere, è emerso che il centro storico metropolitano è un bene collettivo, non solo uno spazio fisico, ma un luogo di vita quotidiana. Far tornare le persone nel cuore della città è la vera sfida, un tema che riguarda Cagliari come Firenze, come ci racconta il vicepresidente vicario nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, testimonial, esperto e relatore nel giorno del patto tra sindaco di Cagliari e rappresentanti del commercio cittadino. Penso che i cambiamenti li stiamo sentendo e avvertendo tutti, cambiano gli stili di vita, cambiano gli stili di consumo, cambia la politica, il contesto internazionale, quindi chi come noi opera nell'economia dei servizi ha degli scossoni perché occorre in qualche modo rivedere, ripensare la propria offerta e poi stiamo assistendo a un cambio profondo delle nostre città. Si parla anche di overtourism nella vostra zona.
Abbiamo anche questo fenomeno, ma quello che un po' più preoccupa è lo svuotamento della residenza, lo svuotamento delle funzioni dei centri storici, che io vorrei ricordare che le città tutte sono nate intorno al commercio, intorno allo scambio, e quindi una città senza commercio è una città che muore, è destinata a morire, e questo non è un problema di chi solo esercita, ma è un problema poi del vissuto di una città. Quando si spengono le luci, quando la residenza si allontana, quando, ripeto, tutte le funzioni vengono trasferite, c'è un problema di futuro, e allora oggi siamo anche qui proprio per discutere su quale vissuto, su quale città vogliamo. Cambia il modo di consumo, senza dubbio l'online è un segno della novità, però il negozio fisico non vende solo beni e servizi, distribuisce valori, umanità, relazioni che hanno determinato uno stile di vita, quello italiano, che è il più desiderato al mondo, ma se questo viene meno è chiaro che le città sono destinate a un degrado morale e sociale in cui un po' tutti stiamo assistendo. Quindi bisogna ripensare il modello produttivo e distributivo, comprendendo oggi più che mai che va ripensato in funzione anche delle aspettative dei nostri figli, dei nostri ragazzi, che non si riconoscono più in un modello che in qualche modo non dà loro l'opportunità di realizzare i loro sogni. Ci scappano, vanno via, quindi c'è in qualche modo un ripensamento delle città, del modello di lavoro, del modello produttivo, che deve in qualche modo rispondere di più a delle aspettative che oggi sono profondamente diverse dal passato. Quindi è una responsabilità condivisa fra pubblico e privato, perché le città sono un bene comune, non appartengono a uno o a un altro, appartengono a tutti, giovani, vecchi, anziani. Quindi una riflessione, penso, seria e importante, che oggi vede coinvolti molti protagonisti, ma è nel immaginare un futuro che prima di tutto riesca a coinvolgere i giovani. Ci sono tanti che preferiscono affittare il loro appartamento a tempo determinato a chi arriva in Italia e in qualsiasi città per le vacanze, che darlo a persone che vorrebbero vivere. Senza dubbio c'è questa componente dove si va a vivere fuori dalla confusione, fuori dai centri che non ci sono più, i servizi legati ai bisogni delle famiglie, e si mette a rendita in qualche modo il proprio immobile. Ma questa è la conseguenza però di scelte anche politiche che negli anni hanno trasferito funzioni, hanno trasferito, come posso dire, servizi. Se immaginiamo oggi che per fare la spesa bisogna prendere una macchina, per andare a lavorare si prende la macchina, per andare in tribunale si prende la macchina, cioè prima la città aveva quella funzione che soddisfava tutti i bisogni intorno alla famiglia, ma quando tu dalla città togli tutto, ti rimangono solo i costi, e allora uno i costi li trasforma in dalla rendita. Provocazione alla riflessione. Questo turista che arriva prende il posto del residente per una politica di interesse di chi affitta, riesce poi a diventare un vostro buon cliente? Guardi, il turista è sempre un valore aggiunto, ma non sostituisce mai la funzione, la presenza di una persona che vive, che cresce i figli, che presidia una città, che vive la città, perché intorno alla famiglia si costruiscono funzioni e servizi, tutt'altro in funzione del bisogno del turista. Noi non troviamo più quelle funzioni di servizio dell'ortolano, dell'asilo, della scuola. E quindi prima dal contado si veniva nelle città, proprio perché nelle città c'era il lavoro, c'era tutto ciò che serviva, l'uscio e bottega, cioè tutto ciò che serviva lo si trovava sotto strada, le piazze erano destinate ai mercati, quindi le merci arrivavano fra la gente. La rivoluzione, che secondo me è involuzione, perché le merci adesso sono fuori e sono tutte le persone che sono costrette ad andare, centri commerciali, outlet, funzioni, lavoro, e quindi migliaia di persone che si devono spostare a lavorare, a consumare, a portare i figli a scuola, alla fin fine stanno decidendo di andare dove ci sono i servizi. Prima si veniva dal contado alla città
perché c'era un progetto di vita, adesso invece sono costretti a trasferirsi per avvicinarsi dove hai, ripeto, i servizi e le funzioni che servono a una famiglia. Quindi è stata un po' stravolta anche la storia, ma per scelte politiche, non perché il Signore a un certo punto ha determinato delle scelte. Quindi io ritengo che occorre ripensare le città in una visione nuova, dove la convivenza civile, la socialità, la relazione umana ritorni ad essere protagonista e non bisogna inseguire modelli che ci hanno portato fuori strada. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Appuntamento nella sala convegni Unifidi a Oristano per l'evento Strategia energetica della Sardegna, un confronto aperto sul futuro dell'isola, argomento di grande attualità perché viviamo un tempo in cui quello dell'approvvigionamento di energia non inquinante non è più solo un tema tecnico né un capitolo per specialisti. L'opportunità di una transizione green è diventata una questione che riguarda la qualità della nostra vita, la salute dei nostri territori, la competitività delle nostre imprese e la dignità delle nostre comunità. Diverse associazioni del territorio oristanese hanno promosso un dibattito pubblico per discutere il futuro energetico dell'isola alla luce delle sfide globali e delle opportunità locali. Ha parlato di accumulatori, ok, quanto possono essere inquinanti questi accumulatori, perché si parla poi dello smaltimento delle batterie che dovranno essere sostituite e tutto quanto. Allora, la parte dell'accumulo
soprattutto accumulo elettrochimico, risulta essere assolutamente un elemento su cui prestare forte attenzione. Tenete conto però che le batterie sono dei dispositivi che sono nati recentemente, diciamo in termini di sviluppo così preponderante. C'è un'attenzione molto forte sul sistema di accumulo. Ogni sistema di accumulo ha a fine vita la necessità di essere smaltito e riciclato. Ovviamente sulle batterie bisogna prestare la giusta attenzione perché sono dei dispositivi ad alto impatto. Il sistema energetico nel suo complesso è piuttosto complesso e soprattutto la parte legata all'utilizzo dell'energia elettrica rivestirà nel prossimo futuro un ruolo molto molto importante. Qual è il problema che si è manifestato? Che noi siamo partiti da un sistema nel quale si produceva e si consumava e i prezzi nella vecchia concezione erano definiti dallo Stato. Adesso invece i prezzi dell'energia vengono definiti su un mercato che è libero. Conseguentemente il prezzo dell'energia viene definito essenzialmente sul mercato dell'energia elettrica. Quale risulta essere la condizione ottimale per gli utenti? Quello di avere ovviamente un'energia che risulti essere a buon prezzo e che possibilmente abbia un impatto sull'ambiente che risulta essere il più basso possibile. Per fare questo ovviamente ci vuole tempo. Nella realtà invece si sta, invece di utilizzare quelle che risultavano essere linee programmatiche europee, si sta accelerando nell'ultimo frangente. Siamo arrivati all'ultimo momento e ci siamo resi conto che dobbiamo correre. E purtroppo quando si corre troppo velocemente ci sono per l'appunto delle scelte che non risultano essere sempre quelle migliori. E quindi ci troviamo noi come Regione Sardegna ad essere una delle regioni che ha le condizioni ottimali per realizzare la transizione energetica. Però, secondo il mio modesto parere, si sta sviluppando questa attività con tempi che risultano essere poco compatibili con quelle che sono le tempistiche necessarie per realizzare una transizione che risulti essere equilibrata. Quindi, in sintesi, l'obiettivo è quello di andare verso le fonti energetiche rinnovabili e questo non c'è assolutamente da dire. Il problema che emerge è che in questo momento si è rimasti per tanto tempo in attesa e si voglia raggiungere gli obiettivi in tempi, secondo me, troppo brevi e qui difficilmente realizzabili. E anche difficilmente forse economicamente convenienti. Beh sì, perché in una situazione di incertezza si rischia che ci siano problemi sia al lato utenza sia al lato produzione. Cioè nel senso che si può raggiungere una condizione nel quale gli investitori che devono investire risorse proprie, perché teniamo conto che sono investimenti privati la maggior parte, non abbiano la convenienza a realizzare questi impianti. Potrà mai esistere un concetto di ciò che viene prodotto in Sardegna sia sufficiente a ciò che la Sardegna consuma, sia per l'industria sia per il privato, e che questo possa essere ammesso, diciamo così, dal governo centrale, cioè che si possa rimanere in questo senso? Allora, tenga conto che il sistema elettrico per sua natura è interconnesso, quindi c'è la necessità che la Regione Sardegna sia connessa con il resto della regione. Perché? Perché quando si produce in eccesso in Sardegna deve essere utilizzato nel resto d'Italia, proprio per il concetto che la produzione e il consumo devono essere istante per istante bilanciati. Quindi questo concetto di autarchia energetica risulta essere un concetto che mal si sposa. Bisogna invece concentrare per l'appunto l'attenzione su quelle che sono le opportunità della transizione energetica, sia in termini di investimenti, sia in termini di infrastrutture, sia in termini di nuova industria, perché abbiamo visto oggi che uno dei problemi più grandi sarà quello della riduzione progressiva della domanda industriale. Questo è una criticità non soltanto per il sistema elettrico sardo, ma per il sistema elettrico nazionale. Oggi il tuo argomento è profili costituzionali Regione Sardegna all'interno di un campo vasto, perché tutto quanto si configura come strategia energetica della Sardegna. Qual è l'argomento su cui tu puoi dare un attimo quello che è il tuo parere? Mi hanno lasciato l'argomento più complesso, quello più complicato, quello più tecnico, quello che non consente purtroppo alla Regione di fare quello che avrebbe voluto, quello che avrebbe potuto sperare. Il quadro normativo è particolarmente complesso.
Si parte dal livello comunitario che impone determinate scelte in funzione della mitigazione dei cambiamenti climatici. Una delle strategie che è stata scelta dall'Unione Europea è proprio la possibilità di una maggiore diffusione delle energie prodotte da fonti rinnovabili. E questo ovviamente interseca e taglia tutta una serie di problematiche che dal punto di vista giuridico limitano fortemente gli spazi di azione della Regione, perché si parte dal quadro comunitario, si arriva a quello nazionale che restringe ancora di più, si arriva a quello regionale che rimane il fondo dell'imbuto, esattamente, è proprio un imbuto dove gli standard minimi irrinunciabili vengono già stabiliti dal diritto comunitario. Lo Stato all'interno di questi standard può ricavare standard ulteriormente restrittivi, ma non in ampliamento, e quindi la Regione si trova costretta, diciamo, da questa forza normativa che la sovrasta. La Regione Sardegna ha provato a dare attuazione a un quadro normativo comunitario e nazionale che nel frattempo però è cambiato tante volte. È cambiato tante volte nel senso che il legislatore stesso ha commesso degli errori, è dovuto tornare indietro, ha dovuto modificare quelle che erano le impostazioni di base sulle quali la Regione aveva costruito la propria strategia. E quindi la Regione si è trovata in una situazione in cui, una volta che è cambiato radicalmente il quadro normativo, i tempi si deve in qualche modo ricominciare da capo, o comunque si deve provare a aggiornare e riaggiornare le strategie che la Regione ha voluto individuare. Si può chiamare il gioco infinito a questo punto? È un gioco abbastanza complesso, prima o poi un fine, ahimè, arriverà, non so se sarà positivo o negativo, lo vedremo, però c'è un continuo rincorrersi. Sul primo e originario quadro normativo le pronunce della Corte Costituzionale sono arrivate a 3 anni di distanza, quando il quadro normativo era già stato modificato, per cui adesso dobbiamo necessariamente pensavamo che la Corte ci potesse aiutare a capire tutto, ma in realtà dobbiamo fare un altro passo indietro, perché nel frattempo il quadro normativo è nuovamente cambiato e quindi anche la Regione dovrà cercare di riallineare le proprie strategie. Vediamo entro quali limiti, vediamo entro quali confini, però ha un interesse pubblico definito prevalente a livello comunitario, che è stato interpretato a livello nazionale, e gli spazi dell'autonomia della Regione, nonostante ci siano, ripeto, non sono particolarmente. Quindi l'unica cosa è darci un in bocca al lupo e arrivederci a presto. Quello sempre, però si può cercare di capire come muoversi. Per esempio, sono convinto che le regioni, anche in realtà le regioni hanno posizioni molto diverse, perché la Regione Sardegna ha questa posizione che è molto di tutela del proprio territorio, dei propri beni paesaggistici, del proprio ambiente naturale. Altre regioni stanno facendo discorsi esattamente opposti, esattamente contrari, quindi si lamentano perché hanno finito, diciamo così, le aree disponibili all'installazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, per cui il quadro è davvero molto composito. Ritengo che ci siano gli spazi per contemperare le esigenze degli uni e le esigenze degli altri. Lo Stato italiano ha preso degli impegni a livello comunitario, ci sono sicuramente modi per adempiere a quegli obiettivi, a quegli impegni, senza travalicare completamente l'identità, l'autonomia, la gestione dei territori delle singole regioni. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui
che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Oggi la transizione energetica è un atto d'amore verso la nostra terra, è un patto tra generazioni, è la promessa di lasciare ai nostri figli un'isola più pulita, più giusta, più autonoma. In quest'ottica l'evento ha visto la partecipazione di accademici, tecnici, amministratori e rappresentanti istituzionali chiamati a confrontarsi sui temi dell'efficienza, delle comunità energetiche, del ruolo dei territori e dei profili di costituzionalità della normativa regionale. È stato altrettanto importante il contributo alla discussione che è venuto dal pubblico presente in sala, ai fini della stesura di un documento di sintesi che riassume idee e proposte operative delle associazioni che hanno promosso l'evento Strategia energetica della Sardegna, nel rispetto del limite di aumento del surriscaldamento terrestre a più 1,5 gradi centigradi sui valori preindustriali e della riduzione delle emissioni climalteranti. Ci sarà un futuro che dovrà essere studiato e dovrà essere anche molto probabilmente, possibilmente scritto per poter dare delle indicazioni precise comunque. Nell'intervento iniziale io ho parlato proprio di futuro, di responsabilità e di prendersi cura della nostra terra. Ecco, il gruppo di associazioni che ha pensato a questo incontro è uno dei ragionamenti principali che ha fatto, che ci siamo fatti, è che la transizione energetica non può essere solo un tema degli specialisti, che pure ovviamente sono importantissimi. No, anche la società civile, le associazioni, insomma tutti i soggetti della nostra comunità devono impegnarsi, essere propositivi, e il nostro obiettivo è questo. Infatti questo non sarà l'unico momento, ma abbiamo intenzione di rivederci e elaborare proprio delle proposte operative, pensare a una sorta di agenda 2050 per la Sardegna. È una cosa ambiziosa, noi riteniamo che ci siano le energie per poterla fare, una proposta del genere. Chi ci vuole stare per noi è il benvenuto, le porte sono aperte, ogni contributo insomma, è veramente gradito e utile, insomma ci lavoreremo. Ci crediamo moltissimo che anche la società civile può dare un contributo importante per un tema così complesso che riguarda il futuro della nostra società. Quindi non rimane altro che darci appuntamento prossimo futuro. Certo. Noi abbiamo intenzione di lavorarci davvero in maniera proficua, in maniera propositiva, ragionata,
avendo a mente che appunto l'energia è anche la transizione energetica è anche un processo culturale, sociale ed economico. E quindi siamo tutti chiamati a impegnarci in questa direzione. Il tema principale del mio contributo oggi verterà sulla riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare, prevalentemente quello residenziale, attraverso gli strumenti più importanti che adesso il legislatore ci ha dato, cioè le comunità energetiche, quindi l'autoconsumo diffuso e il conto termico 3.0, che è uno strumento di efficienza. Infatti il mio intervento proprio prevede questo, prevede l'introduzione dell'efficienza energetica e le CER come supporto appunto all'implementazione delle misure di efficienza. Diciamo così, affinché ci possa essere delle costruzioni che rispetteranno questi termini, quindi è un progetto che dovrebbe andare un pochino avanti negli anni. Assolutamente, ci sono però delle tappe definite. Adesso a giugno 2026 dovremo recepire la direttiva Case Green, che è stata già appunto definita all'Unione Europea, che prevede un determinato tipo di risparmi sui consumi di energia primaria per il momento al 2030, al 2035, e di sicuro a noi servirà anche un pochino di più di tempo, perché come mostrano appunto nella presentazione, in realtà da noi c'è davvero tanto da fare. Il nostro patrimonio immobiliare purtroppo è molto vecchio e poco efficiente, quindi ci sarà tanto da discutere, da lavorare e su quali mezzi dare ai cittadini sardi per fronteggiare questo passaggio, questa transizione, no? Insomma, un uso energetico sostenibile e efficiente. La domanda trappola: il risparmio energetico attraverso una costruzione che sotto tutti i punti di vista è proporzionata al risparmio. Quanto costa di più una costruzione di quel tipo? Quanto può fare risparmio? Ecco, il conto può tornare fra la costruire in quei termini e il risparmio che ne conseguirà. C'è un saldo positivo secondo te? Allora, è molto difficile rispondere a questa domanda perché le casistiche sono diversissime, proprio lo stato di fatto dell'immobile determina gli interventi che sono necessari, quindi si può passare magari dalla sola installazione di un impianto fotovoltaico con sistema accumulo e la sostituzione dell'impianto termico, no? Magari da caldaia a pompa di calore, a garantire un salto magari di 2 classi energetiche, chi lo sa. Oppure può essere necessario dover riqualificare completamente l'involucro opaco e quello trasparente. Evidentemente i costi delle 2 operazioni sono completamente diverse, dipenderà moltissimo da quali saranno gli strumenti che si uniranno a quelli già presenti per fare sì che effettivamente sia una transizione energetica sostenibile anche dal punto di vista economico per i cittadini. È evidente che se le misure saranno efficaci, speriamo un pochino più ordinate rispetto al superbonus ad esempio, che magari aveva massimizzato il vantaggio economico ma probabilmente quello energetico un po' meno, e anche la possibilità che tutti accedessero a questa misura, però andranno pensate delle misure che supportino quelle esistenti, quindi le CER, conto termico, le detrazioni in generale, per fare sì che ci sia l'esborso giusto e risultati economici giusti da una transizione che però è necessaria e purtroppo un impegno che la nostra società deve prendersi in capo, perché dal punto di vista ambientale è l'unica strada possibile. Quale strategia energetica è più consona e più favorevole a noi? Ma noi stiamo creando un mix importante dal punto di vista di quello che sarà il progetto da ridisegnare nell'ambito energetico in Sardegna. L'iniziativa di oggi ha la presenza fra gli altri di un autorevole relatore che è il professor Damiano dell'Università di Cagliari, che noi abbiamo indicato come coordinatore della revisione del piano energetico regionale. Quindi abbiamo un parterre di relatori importante che ci daranno tutti la possibilità di approfondire il tema e daranno alla Regione la possibilità di ribadire ancora qual è il punto di vista della Regione rispetto al tema della giusta transizione energetica e alla definizione della strategia energetica più in generale che riguarda la Sardegna. Ma c'è la possibilità che qualcosa resti in casa? Questa è la nostra battaglia, è la battaglia della Giunta Todde. Noi abbiamo sempre detto e ribadito di essere d'accordo sulla giusta transizione energetica, ma abbiamo anche detto che questa grande risorsa che ovviamente ci aiuta e ci aiuterà a tutelare l'ambiente in tutte le sue articolazioni, ci deve dare la possibilità anche di fare in modo che le cittadine, i cittadini e le imprese del territorio regionale possano da questo avere un beneficio. Questo noi lo stiamo facendo sull'idroelettrico, lo vogliamo fare anche per per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto di fotovoltaico e eolico. Deve rimanere il più possibile nell'ambito regionale, questo è il nostro obiettivo.
una piccola deviazione, visto che abbiamo l'opportunità di poter sfruttare Sulcis e Porto Torres, due vertenze che stanno un pochino, stiamo parlando anche qui di tenere soldi in casa, di portare soldi in casa. A che punto? Siamo molto impegnati sulla soluzione di queste vertenze storiche che purtroppo hanno impegnato la nostra regione per troppo tempo. Siamo in questo momento molto attivi in un'attività anche di relazioni istituzionali molto forti anche col governo nazionale, sui cui tavoli noi ribadiamo costantemente che è giusto che la Sardegna abbia la possibilità di vedere una ripartenza in queste grandi crisi industriali. Mi riferisco al polo dell'alluminio nel Sulcis Iglesiente, ma anche alla chimica verde nell'ambito di Porto Torres. Non ci stiamo però fermando solo a questo tipo di analisi dal punto di vista industriale, ma stiamo sviluppando anche una ipotesi di quella che chiamo una industria non alternativa ma di affiancamento, quindi stiamo lavorando sulla nautica, stiamo guardando con molta attenzione l'opportunità che ci può dare l'Einstein Telescope, che può sviluppare un sacco di indotto dal punto di vista industriale, stiamo lavorando sulle materie prime critiche, stiamo rilanciando il settore dell'alpidio in Sardegna, cioè stiamo andando in qualche misura a capire quali possono essere le opportunità complessivamente a disposizione della nostra regione, quindi affiancare a un discorso che riguarda l'esame, l'analisi e la battaglia sulla soluzione delle grandi vertenze. Stiamo però affiancando anche un'attività forte che ci sta già dando dei risultati dal mio punto di vista importanti, che riguarda anche nuove attività e una nuova industria che noi possiamo sviluppare. Buon lavoro per lei e per le nostre fortune. Grazie a voi, ce la stiamo mettendo tutta. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
focus di Panorama Sardo sull'iniziativa del Centro di Ricerca e Sperimentazione Museo d'Art Casa Falconieri di Dorianova, che ha voluto celebrare i 35 anni dalla scomparsa di Mario Delitala, svelando il lato più intimo di uno dei più grandi artisti sardi del Novecento. Una collezione che spazia dai grandi cartoni preparatori realizzati per i cicli musivi in Sicilia, dove Delitala ha promosso la fondazione di 3 scuole d'arte, agli studi a matita legati al celebre ciclo pittorico di Nuoro, disegni, incisioni e matrici. L'esposizione nasce per offrire, grazie a una preziosa selezione di materiali provenienti dall'archivio privato della famiglia, un inedito approfondimento sull'opera del grande artista nato a Orani nel 1887 e scomparso a Sassari nel 1990, testimonial con i suoi 103 anni della longevità barbaricina. Il nostro progetto è far vedere, mostrare finalmente molti materiali che sono nuovi in quanto provengono dall'archivio della famiglia Delitala e mai sono stati mostrati, perché fino al 2002 sono rimasti chiusi, conservati gelosamente dalla vedova, e poi adesso il nipote e la moglie del figlio, Carla, hanno aperto questo forziere e ci permettono appunto di frugare, vedere cosa c'è, e quindi noi vogliamo mostrare quella parte inedita, quindi nuova, dove soprattutto si vede il sistema progettuale di Mario Delitala. Chiaramente quello che viene fuori è che quest'uomo ha passato tutta la sua vita veramente dedicandosi all'arte, disegnando continuamente, in maniera continua, su pezzetti di carta anche piccolissimi, su frammenti, su fogli più grandi, cioè una cosa veramente impressionante. Cagliari e la Sardegna ospitano fino a dopodomani la conferenza nazionale sulla cybersicurezza ITASEC, uno dei principali appuntamenti a livello nazionale dedicati al confronto tra istituzioni, università, centri di ricerca ed esperti sui temi della sicurezza digitale, della protezione dei dati e della resilienza dei sistemi pubblici. Un evento che ha portato nell'isola eccellenze istituzionali ed accademiche da tutta Italia, confermando il ruolo dei territori nel dibattito nazionale sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Una intensa settimana tra workshop, laboratori e approfondimenti, presente l'assessore degli affari generali Maria Elena Mozzo, che ha fatto gli onori di casa prendendo parte alla tavola rotonda dedicata al ruolo delle regioni nel quadro della cybersicurezza nazionale. Un interessante momento di confronto tra le realtà amministrative sulle politiche di governance, sull'organizzazione delle amministrazioni e sulla capacità dei territori di tradurre le strategie nazionali in azioni concrete. Al centro dell'incontro il confronto tra rappresentanti istituzionali provenienti da diverse regioni e da organismi nazionali, a conferma della rilevanza strategica del tema e della necessità di un dialogo stabile e strutturato. In questo quadro la Regione Sardegna sta portando avanti un percorso che lega in modo strutturale la sicurezza digitale, riforma amministrativa e politiche del personale, con un'attenzione particolare al rafforzamento delle competenze interne, alla formazione continua e all'evoluzione dei modelli organizzativi della pubblica amministrazione. Il confronto tra regioni ha confermato il valore della cooperazione istituzionale come leva fondamentale per affrontare rischi sempre più complessi ed interconnessi.
Ci troviamo stasera all'iniziativa organizzata da Itasec con l'Università di Cagliari e l'Università di Firenze per un evento importantissimo che coinvolge tutte le regioni d'Italia, un confronto tra le regioni sulla cybersicurezza, un tema che comunque noi come amministrazione regionale stiamo affrontando da tempo, mettendo in piedi importanti progetti lato cybersicurezza. Ne cito qualcuno: la parte formativa per le pubbliche amministrazioni per trasferire maggiore consapevolezza su un tema così importante. Un altro tema che peraltro è stato finanziato nell'assestamento del 2025 è legato alla cyberbullismo per le scuole medie, quindi dare maggior consapevolezza e quindi fornire gli strumenti che servono ai nostri giovani ragazzi. I temi sono veramente importanti e oggi il confronto tra le regioni e insieme ad ACN sarà importantissimo per mettere a punto un sistema tale per cui tutte le regioni si sentono più sicure con i propri dati al sicuro. In occasione della giornata mondiale delle zone umide è stato inaugurato il primo biolago in Sardegna, dedicato al contenimento numerico della Trachemmis scripta. All'interno dell'area protetta del parco di Molentargius sono presenti centinaia di esemplari di questa specie aliena, introdotta in passato soprattutto attraverso il commercio illegale di animali da compagnia e successivi abbandoni in natura. Si tratta di un progetto pilota, è il primo in Sardegna, è il primo biolago realizzato in Sardegna, è il primo biolago fatto con lo scopo di gestire la specie aliena Trachemmis scripta, che è una delle specie che minacciano maggiormente pericolose per la minaccia alla biodiversità. In particolare noi mettiamo in atto questa azione per la tutela della nostra testuggine palustre, che è l'Emys urbicolaris, che trova qui a Molentargius proprio una zona di protezione speciale istituita ai sensi della direttiva Habitat. La testuggine americana rappresenta una vera e propria minaccia per le specie autoctone, con cui compete per habitat e risorse, alterando l'equilibrio degli ecosistemi umidi. Sì, le necessità che portano alla difesa della biodiversità, alla tutela, alla conservazione di un sito naturalistico passano anche per sperimentazioni. Questo è il primo biolago della Sardegna per l'eradicazione della tartaruga Trachemmis, la cosiddetta tartaruga americana, che però è invasiva, si ciba di alimenti di cui hanno bisogno invece anche le specie autoctone. Quindi questa è stata la necessità. Quindi oggi facciamo due cose: ristrutturiamo la natura, facciamo un investimento importante di circa 200.000 euro grazie al finanziamento regionale. Lo facciamo nel nostro parco per la difesa, come dicevo prima, delle biodiversità, ma nello stesso tempo questo è un momento in cui ristrutturare la natura e anche restituire alle comunità la vecchia tipologia di ambiente che vivevano in un contesto sociale antico. E nello stesso tempo dà anche la possibilità di sviluppo economico, perché un biolago di queste dimensioni può portare all'aggiunta anche di interessi economici. Il biolago rappresenterà dunque uno strumento innovativo per la tutela della biodiversità e per la gestione sostenibile delle specie invasive, con l'ambizione di diventare un modello replicabile anche in altri contesti ambientali della Sardegna. Questo mondo acquatico è proprio il mio pane. L'idea iniziale di questo ambiente artificiale era quello di ricreare quello che avviene nelle vere aree umide.
Quindi si è realizzato questi 2 invasi con un impianto di fitodepurazione che sono sistemi innovativi per depurare le acque reflue, normalmente usati per le acque reflue civili o industriali o agricole. E quindi noi abbiamo deciso, senza usare filtri artificiali o sistemi artificiali o chimici, di depurare l'acqua dove andranno a inserire le tartarughe chiaramente che sono alloctone, non sono tipiche italiane, che vengono tolte dagli ambienti umidi dove vengono gettate probabilmente da chi le ha comprate piccoline e poi quando sono cresciute non sa più cosa farne e le libera in natura e non dovrebbero. Allora vengono inserite in questi 2 laghi e l'acqua che crea un circuito chiuso attraverso un impianto di fitodepurazione con piante. Le piante svolgono un'azione depurante, assorbono tutti i sali minerali che derivano dalla decomposizione microbica della sostanza organica prodotta dalle tartarughe e l'acqua completamente rigenerata, rivitalizzata, ritorna in vasca pulita, senza adoperare filtri artificiali. Questo è il sistema di autodepurazione che avviene nelle aree umide in modo naturale. Quindi la fitodepurazione è un sistema naturale ed ecologico, altamente ecologico, di depurazione delle acque sporche, quindi piene di sostanza organica. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Sardegna, solo nel 2023 sono state aperte oltre 11.000 nuove partite IVA, di cui circa il 20% è riferibile ai liberi professionisti. Parallelamente, i dati forniti da Infocamere indicano la presenza di circa 28.457 liberi professionisti attivi nel settore del terziario di mercato nella regione. Di questi 10.656 sono donne, pari a circa il 37,4% del totale. Da lunedì l'assessorato del lavoro sostiene i liberi professionisti con un intervento da 4,5 milioni di euro volto ad ampliare le competenze, accrescere la stabilità occupazionale e sostenere i costi fissi delle attività. Sappiamo bene che i liberi professionisti devono affrontare molte difficoltà per mantenere le partite IVA, specialmente all'inizio dell'attività. I giovani professionisti in particolare, ha osservato l'assessora del lavoro Desiree Manca, si trovano a fronteggiare numerose spese e spesso la formazione continua rappresenta un lusso. Per questo abbiamo pensato a un intervento a favore di chi rappresenta una componente fondamentale del tessuto economico e sociale della Sardegna, una risorsa preziosa per il sistema produttivo regionale. Nonostante il loro ruolo fondamentale, sottolinea l'assessora, i professionisti autonomi spesso si trovano ad operare in un contesto caratterizzato da fragilità strutturali, la discontinuità lavorativa, le difficoltà di accesso a strumenti di sostegno e credito, l'isolamento territoriale e la mancanza di reti professionali consolidate, sfide alle quali si sommano a quelle legate alla transizione digitale e alla necessità di un aggiornamento costante delle competenze. In questo scenario diventa quindi prioritario promuovere misure concrete a sostegno del lavoro autonomo, accompagnandole lo sviluppo con strumenti adeguati. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Anime ancestrali, pronte a risvegliare ancora un'altra primavera. Carnevale in Sardegna, tutta un'altra festa. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente. Abbiamo visto lo spot realizzato in 2 versioni che andrà essenzialmente sui social, oltre che negli aeroporti e sui siti web, creato e diretto dal regista Mario Giua Marassi per promuovere gli eventi del Carnevale in Sardegna 2026. Parliamo di un cartellone finanziato dalla Regione con un impegno di 1 milione di euro per sostenere l'organizzazione di un totale di 37 eventi programmati da un capo all'altro dell'isola. È stato previsto un accordo con Vola Gratis e Last Minute per promuovere assieme al Carnevale in Sardegna anche dei pacchetti di volo e di hotel e di strutture ricettive extra alberghiere per incentivare la partecipazione agli appuntamenti programmati per l'edizione 2026. Ci sono tutti: valori, luoghi, persone, tradizioni, volti, urla, smorfie, scherzi e beffe, posture di un passato mai troppo lontano. Non mancano i riferimenti a stagioni, luna, sole, fuoco, pioggia, ma anche bestiame, ritmi dei raccolti e delle semine, croste e squarci di un popolo abituato a rimboccarsi le maniche, stringere i denti, spendere sorrisi con parsimonia. Ma adesso, per l'intero mese di febbraio, il cerchio si stringe per andare a caccia dei significati di una sfilza di maschere, costumi, canti e balli che provengono dalla notte dei tempi. Ma paren che intannos Cuore mio, fuente y agradecida, fonte chiara e pulita, gai purudeo, dove anch'io posso bere alla vita. Dovunque cada l'alba sulla mia strada. L'assessore Cuccureddu, dopo aver promosso un capodanno con artisti di grande richiamo nazionale, prosegue nel suo percorso di sostegno agli eventi che sulla carta dovrebbero garantire un sostegno al turismo in Sardegna oltre l'estate.
e dopo gli appuntamenti carnevaleschi di febbraio ed inizio marzo sarà la volta delle processioni della Settimana Santa per arrivare alla Pasquetta, che di fatto dà il via alla stagione delle vacanze, che sarà accompagnata dal ritorno del Giro ciclistico della Sardegna e dal grande appuntamento internazionale con il top della Grande Vela Mondiale con l'anteprima di Coppa America. Ma ritorniamo al carnevale per rilevare che circa la metà delle 37 istanze accolte e sostenute dal bando regionale di quest'anno fanno riferimento ad enti e associazioni operanti nei piccoli comuni dell'isola. Per tutto questo mese la nostra regione sarà protagonista con celebrazioni che riflettono l'identità, le tradizioni e le specificità di ogni comunità. Di un sogno mancato. Carnevale in Sardegna è storia di tante storie, sparse e unite in decine di comunità fiere di sfilare, incollare cartapesta, ritrovarsi per le strade e le piazze immerse in coriandoli e stelle filanti. Dal Carrassegare Osincu di Bosa a Summartiverra di Gairo, passando per Paoli Latino con Tobios, Samugheo con Amaimone e le maschere tradizionali sarde che sfilano con quelle della Basilicata e della Slovenia, Marrubiu con Summarulleri, Tempio con Luca Rajali e Re Giorgio la pentolaccia a cavallo di Benetutti, Sos Betiledos di Lula, le maschere olsaesi Murronarzos e Istintos, lo Carrajali de Alguer, la favata e festa in maschera per i bambini a Cannigione, la sfilata dei Mamutones e i Soadores di Mamoiada, la Sartiglia di Oristano, i Turpos di Orotelli, Boes, Berdules e Filonzana di Ottana. A Fonni si propone su Arraseari, Terralba risponde con Summattigi da Goa, Ovodda con Meuris de Lessia, Bonorva con Sischiglia, Cuspini con Cambas de Linna, Paolilatino con De Cursa a Sabudda, Sinei con Su Granovali, Ardara con Calazzas. Maschere tradizionali, giostre equestri e carri allegorici che raccontano la straordinaria varietà culturale dell'isola, rendendo ogni evento unico e riconoscibile. L'obiettivo è rafforzare e strutturare il Carnevale in Sardegna attraverso una promozione coordinata degli eventi, supportata da mirate azioni di marketing e comunicazione, sia sui canali tradizionali sia su quelli digitali. Il finanziamento regionale copre fino al 50% del costo complessivo per far sì che gli eventi più tradizionali, quelli dei carnevali arcaici del Nuorese piuttosto che le giostre equestri dell'Orissanese, ma anche i carnevali più moderni che si sono radicati nella tradizione come quelli di Tempio e di Marrubiu, siano elementi che possono fungere da attrattori nel periodo, nel mese forse più difficile per il turismo in Sardegna. Dove anch'io posso bere alla vita. L'isola che festeggia dopo tanti anni in vasi che traboccano, che garantiscono un'estate senza siccità, indossa da nord a sud l'abito delle feste, tra passato e presente, dai riti arcaici a una serie di ricchi passaggi che rendono merito ad associazioni, municipalità, circoli e proloco. Non solo quindi a Tempio, Oristano, Mamoiada, Santo Lussurgio e Sinai, centri in cui da sempre l'appuntamento carnevalesco ha un seguito di visitatori e turisti, anche nelle altre comunità quest'anno si terrà alta l'asticella del ricordo, della festa multicolore, della cultura e di un'identità coraggiosa e fiera. Tra pariglie di cavalli e carri allegorici, esibizioni acrobatiche e gruppi in maschera, la visione è quella di una terra concentrata, affascinante da non perdere. Destagionalizzazione, delocalizzazione, destagionalizzazione e spostamento dei flussi nello spazio e nel tempo sono le strategie che la Regione sta cercando di perseguire con forza per far sì che la Sardegna si diventi sempre più e venga percepita come una regione turistica in tutti i mesi dell'anno. 37 le domande presentate, 1 milione di euro a disposizione che copre fino a 100.000 euro e fino al 50% del costo complessivo per far sì che gli eventi più tradizionali, quelli dei carnevali arcaici del Nuorese piuttosto che le giostre equestri dell'Oristanese, ma anche i carnevali più moderni ma che si sono ormai radicati nella tradizione come quello di Tempio, di Marrubiu,
sono elementi che possono fungere da attrattori nel periodo, nel mese forse più difficile per il turismo in Sardegna, che è il mese di febbraio. Agli eventi del cartellone del Carnevale quest'anno si aggiunge la novità, dopo 15 anni, del ritorno del Giro ciclistico della Sardegna, che impegnerà proprio gli ultimi giorni di febbraio con un grande evento che coinvolge oltre 500 tra atleti e tecnici e che accenderà i riflettori degli sportivi di tutto il mondo su un grande evento, oltre ad una diretta Rai di 90 minuti per 5 giorni su Rai 2. Il cartellone del Carnevale avrà quest'anno anche una importante parte relativa alla comunicazione, con un bellissimo spot realizzato in 2 versioni dal regista Mario Gio Amarassi, che andrà essenzialmente sui social oltre che sugli aeroporti e sui siti web. Un accordo particolare è stato realizzato con Vola Gratis e Last Minute, che promuoveranno assieme al Carnevale in Sardegna anche dei pacchetti di volo e di hotel o di strutture ricettive extraalberghiere, proprio per poter partecipare ai nostri carnevali. Anime ancestrali, pronte a risvegliare ancora un'altra primavera. Carnevale in Sardegna, tutta un'altra festa. Ancora una volta siamo costretti a sottolineare che l'unico assessorato regionale che gode di ottima salute e sta centrando tutti gli obiettivi è quello del turismo. Per quanto riguarda il resto, in 2 anni sono arrivate troppe bocciature da Roma e dal governo su temi come transizione energetica e sanità. L'ultimo grande problema riguarda il ridimensionamento scolastico, il commissariamento, i tagli dei finanziamenti disponibili per tutte le altre regioni. Ma andiamo per ordine, partendo dalla dura reazione della Presidente Todde. Il governo sta preparando un decreto che esclude la Sardegna dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati al personale della scuola. È una scelta che colpisce direttamente studentesse e studenti sardi, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliare e le nostre comunità già segnate da isolamento geografico, calo demografico e fragilità strutturali. E in breve la riflessione della Presidente della Regione con riferimento all'articolo 19 del provvedimento del governo che vedrebbe l'isola esclusa dalla ripartizione delle risorse PNRR per la scuola. Secondo Alessandra Todde, la motivazione addotta è che la Regione non avrebbe adottato in autonomia il piano di dimensionamento scolastico nazionale, omettendo di fatto che negli ultimi 3 anni il dimensionamento in Sardegna sia stato realizzato in larga parte attraverso commissariamenti ministeriali. In realtà, nel triennio l'isola ha fatto i conti con il taglio di 38 autonomie scolastiche, cui vanno aggiunte le altre 9 tagliate quest'anno. Ora, lo stesso Stato, incalza la Presidente, pretende di punire la Sardegna per scelte che ha imposto, usando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come strumento di pressione istituzionale. Questo significa meno personale nelle scuole, meno servizi, meno supporto agli studenti, meno qualità dell'offerta formativa e un attacco diretto al diritto allo studio dei sardi. E nel fine settimana, intervistato dalla collega Silvia Sanna per La Nuova Sardegna, è arrivata la replica del ministro Giuseppe Valditara. La punizione non c'è perché la giunta sarda era stata avvertita che gli incentivi per la scuola sarebbero stati assegnati dal governo solo alle regioni che avessero dato il via libera al piano di dimensionamento scolastico in un patto di leale collaborazione. Dunque, chiarisce il numero 1 dell'istruzione nazionale, nessuno deve fare il furbo.
perché ciò che sarebbe accaduto si sapeva, e io sottolineo che la Sardegna, come anche Toscana, Emilia e Umbria, dopo l'ultimo invito in Consiglio dei Ministri, aveva ribadito il suo no agli ultimi accorpamenti. In quell'occasione Valditara aveva chiarito ai rappresentanti delle regioni, guarda caso tutte governate dalla coalizione larga di sinistra, che se avessero cambiato idea avrebbero potuto ricevere incentivi extra. Neanche questa possibilità aveva fatto presa, dichiara Valditara, e per questo siamo stati costretti a nominare il commissario Feliziani in Sardegna, che entro la fine di gennaio ha completato il piano con gli ultimi 9 accorpamenti. Perché se noi, così come le altre regioni che hanno dimensionato solo parzialmente o per nulla, ci adeguiamo a quelli che sono i numeri del Ministero, allora avremo queste famose premialità. In caso contrario saremo puniti? Non lo sappiamo, però sicuramente impugneremo anche questo decreto, posto che non abbiamo ancora visto il testo. Però questo è l'ennesimo schiaffo veramente alle regioni, e le regioni sanno come sono i loro territori e dovrebbero avere voce in capitolo rispetto a questo. Riflessione finale sul caso Regioni vittima del ridimensionamento scolastico e del mancato arrivo dei 20 milioni risparmiati che saranno distribuiti alle altre 16 regioni che si sono allineate all'input del governo Meloni, approvando il piano di dimensionamento in autonomia. Da rilevare che all'ultimo momento si è allineata anche la Campania del neogovernatore Roberto Fico, storico compagno di partito di Alessandra Todde. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.